Viviamo in gran parte di quello che ci è stato trasmesso da coloro che ci hanno preceduto. La tradizione è un insieme di scritti, di idee, di invenzioni e di abitudini alle quali ci riferiamo ancora oggi. Esse rappresentano l'eredità del passato. Esiste un luogo in cui il tempo si è fermato. Questo luogo è la casa campidanese Laia Zeni, che sta da oltre 100 anni a Monserrato. Sono Laio Ottavio, il proprietario di oggi di questa casa. I vecchi proprietari erano i miei genitori, Lai Carmelo e Azzeni Maria Assunta. Bene, questo era il tavolino che si usava in parte nelle famiglie di contadini, perché il pranzo in molte case di contadini non c'era. Si pranzava con un pezzettino di mortadella e il pane fatto in casa. Quello era quello. Veniva utilizzato anche per altro, perché qui la sera, d'estate, c'era babbo seduto con amici che si bevevano il bicchierino di vino, oppure lavoravano le gemme per andare a innestare l'indomani mattina, o qualcuno che raccontava le classiche storielle vecchie, antiche e così. È stato utilizzato per tantissime cose. La bilancia utilizzata per la vendita del carbone. E anche la pala, c'è anche la pala che veniva utilizzata per riempire questa bilancia del carbone. Bene, c'è anche una bellissima forgia con tutti gli attrezzi manuali che il fabbro utilizzava. Parliamo di pastore. Tantissime cose, le forbici da tosare, i campanacci, le forme per il formaggio o per la ricotta, i loro contenitori di acqua e anche vino con i scambalisi e anche la falce che noi la chiamiamo Savracci de Samotti, ce la raffigurano sempre con la morte quel tipo di falce. E con tutti i contenitori del latte in alluminio e in lamierato, c'è Sastoia dove in parte loro dormivano. Bene, siamo arrivati alla parte del vino, con su barrili, veniva utilizzato per il travaso del vino da una botte all'altra o dalla tina dentro le botti, con gli imbuti che venivano utilizzati secondo la misura della botte. Abbiamo una serie di decalitri dai 10 litri anche a 5 litri, con le bacinelle da vendemmiare per la vendemmia, in lamierato, però prima si utilizzavano in paglia, di cui dopo mezz'ora di vendemmia pesava più la cesta che l'uva che c'era dentro. Tra l'umidità del mosto e del terreno succedeva anche quello. Abbiamo la macina dell'uva, ne abbiamo due, una grandissima, antichissima e una più piccola, più manovrabile. Purtroppo parliamo di 160 kg quella macina. Una volta macinata l'uva sulla tina veniva utilizzata sabrenza. Bene, adesso parliamo di due mestieri che sono esposti qua. C'è gli attrezzi del bottaio, quello che costruiva le botti, e del maestregarro, quello che costruiva i carri. In seguito a questo vi voglio presentare una serra che veniva utilizzata per costruire i carri a boi. Se non ci fosse stata questa, non si sarebbe potuto costruire il carro a boi, perché il carro a boi è un pezzo unico, a parte le paratie. Viene chiamata la scala. Con questo tagliavano un tronco al centro, ma non tutta una volta. Con giorni di lavoro si spaccava, diciamo, un certo tanto di centimetri e poi si metteva un tacco, cominciarle a dare l'invito ad aprirsi questo tronco. E veniva chiamata la sascala, questo tronco che veniva lavorato così. Bene, c'è una serie di compassi bellissimi, con vari attrezzi, sempre del bottaio e del maestregarro.
Questi due mestieri andavano a braccetto perché dovevano lavorare insieme. Qui c'è un attrezzo che per poter costruire la botte e montare le doghe, ce lo troviamo anche qua, ecco qua, questo più piccolo, per montare le doghe, questo manca la catena, è messa lì da una parte. È una specie di fuso che man mano si montavano le doghe, stringeva con la catena, finché era montato tutta la botte e lavoravano loro due. Una volta montate le doghe, veniva utilizzato su sto rondetto, che questo faceva un taglio dentro le doghe, vi do una dimostrazione velocissima, formava, questa è una cosa piccolina, faceva questo taglio nelle doghe. Bene, questo dimostra, vi sto dimostrando come poi veniva messo il fondo o la facciata e incastrava in questo modo. Ci sono le tagliole, o tallora, se detto in sardo, di velieri, di qualcosa bellissimo salvagente, con le ceste dove mettevano i pesci, i piccoli pesci appena pescati, sugoccu per recuperare pesci, oppure questione di molluschi vari, un pezzo di rete da strascico, una rete da pesca per piccoli pesci, una bellissima incudine, molto grande e molto pesante, con una bellissima morsa, collegata all'incudine, che anche quella è abbastanza grande. Abbiamo un piccolo attrezzo che sicuramente non conoscete. Noi a Monserrato abbiamo avuto la fabbrica dei chiodi. Okay? Questa è la forma per fare i chiodi e obilus e vitti. Anche questa è una parte che serviva sempre al fabbro per ribattere e allargare qualche forma di buco che serviva per la lavorazione del ferro. Questo, lo devo dire, è un ferro di cavallo dell'ultimo cavallo che babà ha avuto, di cui io avevo 6 anni. L'hanno portato perché ormai il cavallo era vecchio e veniva portato tutti i giorni a chi l'avevano dato, che poi lo dovevano macellare, a farmelo montare. Dei picconi, bidentisi, frucidasa, ci sono anche col manico lì, qui abbiamo appeso solamente senza manico. Questi venivano utilizzati tanti e tanti anni fa per tagliare l'uva, chiamati falcetti. Poi abbiamo una cosa che questo lo voglio descrivere, questi due tipi di cucchiai che erano molto affilati per costruire saguvetta, che le abbiamo viste prima in magazzino. Questo ha due funzioni. Questo, quando non esistevano le forbici da potare, serviva per potare la vigna o piante, quello che sia, perché con questo nella vigna viene fatto il tralcio e ci sono anche dei piccoli pezzi, quelli devono fruttare per l'anno dopo. Quando la legna era molto dura veniva tagliata qua con questo tipo scure, si chiama sabudazza. Siamo qua. Poi abbiamo voluto dimostrare anche dove c'è Sugossiu, qua sotto, dove la gente si lavava e lavava la roba. Ci sono anche le piccole lavamanos, chiamate in dialetto, le bacinelle, con la tavola che montavano qua sopra, Sugossiu, per lavare la roba. E qui in parte abbiamo dimostrato che loro i piatti si lavavano fuori, perché i rubinetti non c'erano nelle cucine. E abbiamo fatto vedere pensa poco come veniva utilizzato. Abbiamo rappresentato le donne come andavano a lavare nei fiumi, come era la vita di allora. Io vorrei iniziare a parlare col vecchio proprietario della casa. Le ultime scarpe che ha indossato mio padre per andare in campagna. Forse le ha indossate
che aveva quasi 85 anni, l'ultima volta li ha messe. E questi sono modelli per le scarpe dei bambini e per le donne, modelli perché tutta a mano venivano cuciti. Qui stiamo parlando di questi attrezzi oltre 150 anni fa. Ci sono state 3 generazioni di calzolaio siciliani, più poi adesso è passato totalmente, diciamo quasi a 4 generazioni. E qui ci sono tutti gli attrezzi che possono servire per lavorare, per fare le scarpe a mano. Tutti, dico tutti, più c'è qualche cosettina che viene utilizzata ancora, il martellino francese, questo è difficile trovare.